Il castello di Masino è una delle residenze storiche più prestigiose del Piemonte. Costruito nell'XI secolo e successivamente trasformato in una lussuosa residenza barocca, ha ospitato numerosi membri della nobiltà, inclusi i Savoia. Restaurato dal FAI, le sale presentano meravigliosi affreschi risalenti al 1300 che rappresentano lo scorrere del tempo e la vita dei castellani. Immersa in un parco monumentale, la dimora di un illustre casato piemontese, la famiglia dei conti Valperga di Masino, narra 1000 anni di storia. Domina la vasta piana del Canavese da un'altura che è parte suggestiva della barriera morenica della Serra di Ivrea, tra le più ampie e meglio conservate formazioni geologiche di origine glaciale d'Europa. Questa posizione strategica costò al maniero diverse incursioni, quindi contese, anche se il nobile casato dei Valperga, che vantava una discendenza da Arduino di Ivrea, re d'Italia nel 1002, riuscì poi a conquistare il possesso per più di 9 secoli. Nel tempo i Valperga convertirono il castello da presidio fortificato a residenza aristocratica e dimora di villeggiatura, atmosfera che ancora oggi si respira attraverso i saloni affrescati arredati con sfarzo, le camere per gli ambasciatori, gli appartamenti privati, i salotti, le terrazze panoramiche e la grande biblioteca che conserva più di 25.000 volumi. Vero e proprio cuore del piano nobile è il Salone dei Savoia. Alle pareti, all'interno di finte architetture, sono affrescate le vedute di 22 città del territorio sabaudo. Qui, alla fine dell'Ottocento, viene allestita una quadreria di un centinaio di ritratti di personaggi delle corti europee, ma anche un affascinante insieme di ovali di belle donne. Tanti gli spazi verdi, dal giardino formale all'italiana e alla francese, all'affascinante parco romantico all'inglese, dalle terrazze panoramiche al secondo labirinto più grande d'Italia, attestato già nel XVII secolo. Eccomi sul belvedere del labirinto del castello di Masino. In effetti questo territorio può essere davvero considerato una piccola Loira italiana. A parte questo meraviglioso castello con le sue sale e tutte le suppellettili che ci racconta, i castelli attorno sono davvero tanti, da Ivrea a Montalto d'Ora, castello di Mazzè, Pavone Canavese, castello di Foglisso, di Parrella, castello di Valperga e ancora il castello Malgrà a Rivarolo, e poi oltre naturalmente a questo di Masino, l'altro bellissimo in queste terre è il castello di Allier. Qui siamo nella piazza principale, dove tra l'altro oggi è giorno di festa. Ad Allier la cosa principale è rappresentata dal castello ducale, sale meravigliose, tra l'altro tornate alla ribalta attraverso la fiction televisiva Elisa di Rivombrosa. Residenza a Sabauda, patrimonio UNESCO, è noto per la sua magnificenza e il ricco patrimonio storico. Costruito nel XII secolo e successivamente trasformato in una lussuosa residenza barocca, il castello ha ospitato numerosi membri della nobiltà. Arredamenti originali, quadri, affreschi, reperti archeologici e splendidi giardini pieni di alberi secolari e serre, il tutto testimonianza di oltre 7 secoli di storia d'Italia ed Europa, quando i Savoia erano di casa e la scenografica fontana dei 4 fiumi faceva da quinta alle loro merende reali. Insomma, uno dei più grandi e spettacolari tesori del Piemonte sabaudo. Teatro di lotte tra Guelfi e Ghibellini, ebbe nei Marchesi del Monferrato, nei Savoia e nei Conti di Allier i più illustri signori. Residenza ducale di Mora Sabauda dal 1765 al 1927, il castello resta uno splendido esempio di architettura civile con ben 300 stanze arredate in parte con mobili d'epoca, reperti archeologici, dipinti e sculture. Il laghetto, la scenografica fontana settecentesca
pintoresca, gli alberi centenari e i fiori compongono invece il parco, bella cornice di questo castello che, come dicevamo, è stato spesso utilizzato come set cinematografico. Dalle sale sontuose del castello di Allier alla vicinissima Villa Meleto, casa museo in stile Liberty del poeta Guido Gozzano. Qui si possono effettuare delle visite guidate che fanno davvero entrare non solo nell'atmosfera della casa, ma anche nella vita del poeta e della sua famiglia nobile che aveva residenza a Torino ma che passava qui i mesi della villeggiatura. Un angolo incantato dove fare un tuffo indietro nel tempo, passeggiando tra le stanze e i giardini che hanno ispirato la sua poesia. All'interno della dimora anche la stanza, il famoso salotto di nonna Speranza, dove si possono trovare ancora le buone cose di pessimo gusto. Appena fuori, dopo il giardino, la passeggiata e il ponticello che porta alla piattaforma da dove Guido Gozzano traeva la massima ispirazione per i suoi versi e per i suoi scritti. Il canavese è una continua scoperta. Ad esempio c'è anche Castellamonte, una delle città della ceramica italiana, dove le insegne dei negozi sono opere d'arte degli artisti locali, dove il colore della terracotta emerge nelle targhe della toponomastica, nella incompiuta rotonda antonelliana, nell'arco di Arnaldo Pomodoro, anche nei fregi delle case, dei palazzi signorili e nei pitociu, le tipiche figure allegoriche che sono poste in cima ai comignoli. C'è anche una casa museo che ospita migliaia di oggetti, si può fare una passeggiata per le vie del centro cittadino, ci sono molti edifici particolari come la stufa di Ugo Nespolo, oltre al citato Arco di Pomodoro, la chiesa parrocchiale e poi, se si ha voglia, si può salire anche fino al castello. E già che siamo nel Canavese, parte alta del Piemonte, superiamo il confine regionale ed entriamo in Val d'Aosta per scoprire altri castelli come quello di Fenis, situato su un piccolo promontorio privo di difese naturali, uno dei manieri più celebri della valle, grazie soprattutto al suo aspetto esterno. Torri, mura merlate, feritoie e beccatelli conferiscono alla struttura la classica immagine del castello medievale, un imponente apparato difensivo che in realtà protegge e racchiude una residenza signorile. Difatti custodisce cicli pittorici in stile gotico tra i più famosi del nord Italia, commissionati dalla potente famiglia Chaland, proprietaria del feudo, fino a quando nella seconda metà dell'Ottocento l'architetto Alfredo d'Andrade lo acquistò per conto dello Stato, cercando di salvare il maniero da una rovina imminente. Tornando verso sud, eccoci ad Arnad, patria del famoso lardo DOP. Si ottiene dal lardo di spalla di maiale, la forma è a trancio quadrangolare. Dai tempi più antichi e fino alle più recenti disposizioni igieniche, il lardo veniva conservato e stagionato nei doil, forme di legno di castagno con particolari incastri che non facevano fuoriuscire la salamoia. Oggi i recipienti per questo uso sono di vetro. La preparazione prevede la rifilatura del lardo, privato della cotenna, posto nel recipiente di vetro a strati alternati con sale e acqua, fatta prima bollire con pepe, rosmarino, alloro, salvia, chiodi di garofano, cannella, ginepro, noce moscate e achillea. Il recipiente viene chiuso con un coperchio su cui è posto un peso. Inizia la stagionatura che dura oltre un anno. Per una conservazione prolungata viene posto, coperto di vino bianco, in vasi a chiusura ermetica. La Maison du Lard della famiglia Bertolin da oltre 60 anni rappresenta uno dei capisaldi della tradizione enogastronomica valdostana nel mondo. Nata come piccola macelleria nel 1957, il lavoro prosegue con le nuove generazioni. Rientriamo verso Pont-Saint-Martin, tappa della via Francigena dal colle del Gran San Bernardo per entrare in Piemonte e dirigersi tra i vigneti verso Carema. Da Pont-Saint-Martin, in epoca romana, passava la via delle Gaglie, strada consolare fatta costruire da Augusto per collegare la pianura padana con la Gallia. La leggenda racconta che San Martino di Tours lì fece un patto con il diavolo che si impegnò a costruire in una notte un ponte in cambio dell'anima del primo essere vivente che ci sarebbe passato. Il giorno dopo San Martino liberò sul ponte un cagnolino, così il diavolo lasciò in pace gli abitanti. Questa leggenda rivive ogni anno nel carnevale storico e il ponte romano è proprio lungo la strada.
A questo punto finisce la puntata, grazie per essere stati con noi e ci rivediamo la prossima settimana puntuali sempre qui. In collaborazione con